non sono più presidente da una settimana, quindi già presidente. Sono felice. Io devo ringraziare molto Liber Uguale, perché me ne sto accorgendo in queste ultime settimane. Ha permesso veramente a persone come me, non credo non soltanto a persone come me, di tornare a sperare. Di tornare a sperare che la politica sia una cosa utile e anche bella. Infatti ogni tanto mi sbaglio, chiamo liberi e belli. E penso che possa sapere lo stesso. Perché la politica è le piccole cose, sono i piccoli centimetri, sono le relazioni importanti, quelle personali, quelle che cambiano le esistenze. La politica è anche questo. Però è anche occuparsi in maniera seria, se possibile, in tanti, libero, uguale anche in tanti, è il mio augurio, perché il ruolo dello Stato, il ruolo del governo, il ruolo della politica è un ruolo importante ed è vero tutto quanto è stato detto. In questi anni la direzione è andata da un'altra parte, è andata verso sicuramente la disuguaglianza e verso l'appiattimento, come dire, insomma, si dà per scontato una società e un mondo che invece non va bene. Non va bene per tanti motivi, non soltanto perché crea disuguaglianza, ma perché porta struttura, porta violenza. Io sono molto convinto che porterà anche guerre se continua così, quindi è un motivo importante per impegnarsi in un progetto politico. Io vorrei dire alcune cose e contribuire un pochettino a dare speranza a questa esperienza. Quando molto più giovane di adesso, questa cosa non appare, per direi che con la testa ho cominciato a fare l'agricoltore, ero una delle 100 cooperative che si formano nella seconda metà degli anni 70 nel nostro paese, allora si chiamavano cooperative alternative, si occupavano di lumache, romiti, io mi occupavo di agni, alcuni facevano agricoltura biologica, ma allora si chiamava ancora alternativa, era molto carina questa. E voglio dire, sembravano situazioni assolutamente fuori tempo, incredibili, non credibili. In realtà oggi l'agricoltura biologica occupa il 14% del nostro territorio italiano ed è in crescita, importante. Ed è fatto in grandissima misura da piccole aziende, da aziende innovative che ristabiliscono una relazione molto importante tra la città e la campagna, tra le persone, che ridanno un grandissimo valore al cibo, perché la prima cosa che il cibo è relazione, poi tutto il resto. Alla fine anche questo, non è secondario. Il gusto è una cosa molto importante, perché il fatto che il prodotto sia buono e sano, naturalmente è molto importante, però innanzitutto è relazione. E ora l'agricoltura biologica sta portando una grande relazione, ma soprattutto quello che sta portando e comportando insieme ad altri è la possibilità che offre credibilità a un'idea di società e di economia diversa. Guarda, io vorrei farvi 3 esempi molto veloci di come noi abbiamo percorso una strada sbagliata e potevamo percorrere un'altra. Una è per esempio la Fiat e Marchionne. Se noi non avessimo avuto la Fiat e Marchionne, nel nostro paese non avessimo avuto Toyota, che in Giappone si chiama Toyota, oggi saremmo ricchissimi di macchine elettriche, avremo un know-how di macchine elettriche e di macchine a idrogeno, un know-how forte, consistente. Se vi capiterà, io lo consiglio, è un'esperienza da fare, di andare a fare una vacanza in Giappone, che è un paese bellissimo, non si capisce niente di quando si parla, ma c'è una capacità intuitiva tra noi, tra gli italiani e i giapponesi, formidabile, c'è qualcosa che ci unisce, non ho capito che cosa, ma è così. E voi girate per le strade delle medie città giapponesi, non si sente rumore, perché le macchine sono quasi tutte o elettriche o ibride, non puzzano le strade. E le fabbriche che producono queste cose sono fabbriche evolute, non sono fabbriche dove il lavoro è sempre peggio, sempre soltanto elemento
che strangono, ho usato un'espressione, no? Il nodo scorsoio portato che uccide fra un reddito sempre più basso e un lavoro sempre più allenante e ripetitivo. C'è una dinamica diversa, c'è un valore dato alle persone che partecipano a un progetto più importante. Noi invece siamo gli ultimi al mondo come fabbriche di macchine che producono qualcosa di buono, di positivo. E ne dico un'altra, noi siamo stati un paese, poi l'ho fatto in modo sbagliato, in modo insomma un po' magari raffazzonato, però c'è stato un momento 7-8 anni fa dove abbiamo dato grandissima spinta al fotovoltaico e varie orge, cioè insomma siamo diventati importanti produttori di energie alternative, di energie sostitutive alle energie fossili. Era possibile che noi non abbiamo nessuna impresa, l'abbiamo sciolta, nessuna impresa che produca pannelli fotovoltaici, li compriamo tutti dalla Germania e dalla Cina. Noi non produciamo i motori e le pale eoliche, siamo importatori netti da questa materia. Noi abbiamo in questi giorni visitato alcune aziende stupende del vostro territorio che non conoscevo per sentito dire. E avevo tutta tecnologia italiana, fanno cose straordinarie nel recupero, nel riciclaggio, cose straordinarie, bellissime, che andrebbero portate in tutto il nostro paese, ma è possibile che non siamo ultimi come scelte politiche nella produzione di questi beni che sono beni straordinari? Diceva bene prima Macron, ma perché comprare e spendere in armamenti come adesso sta facendo Trump? Avete sentito? Trump è tutto fiero e felice di annunciare al mondo, con grave danno del suo paese e di tutti gli altri, che aumenterà del 30% le spese in energia atomica, come se i soldi così, o come se non li dovesse sottrarre a qualche altro investimento. Ecco, noi penso che dovremmo seriamente, abbiamo le possibilità, le conoscenze, le capacità e soprattutto di investire in quella che viene chiamata la green economy, perché guardate, la prima conseguenza della green economy è una green society, una società verde, una società che va verso un altro percorso. E allora sviluppare tutto quello che può essere utile a migliorare la qualità del nostro paese, del nostro territorio, che è la nostra vita, che è ridare speranza al fatto che attraverso il lavoro, e il lavoro buono, esiste il nostro programma è fatto bene. Il nostro programma è fatto bene, è una bella cosa, è un po' un sogno anche, però è una bella cosa, è scritto bene, ed è l'unico programma che parla di lavoro buono. Dice il lavoro può anche essere un elemento che ci aiuta a trasformare la società che abbiamo di fronte. Io a questa cosa ci credo molto. Infine, un'ultima cosa, in questo cercherò di dare un contributo. E un'ultima cosa che vorrei dire, altre due cose per la verità, se no il tema della cooperazione. Noi ci siamo dimenticati in questi 10 anni, e io faccio parte anch'io, quindi ho le mie responsabilità senza dubbio, di una evoluzione non positiva dell'idea del principio cooperativo. Il principio cooperativo è l'unico che non ci può salvare, perché è evidente che dobbiamo fare un passaggio epocale, passare, a mio parere, dalle cooperative fra uguali del Novecento alle modalità cooperative fra diversi, ma quando dico fra diversi intendo fra cittadini, agricoltori, istituzioni, cultura, mondo della cultura. La cultura è quella che si salva, è stata messa giustamente al primo posto del nostro programma. Insomma, bisogna che noi riconquistiamo, perché fare cooperazione significa anche, lo dicevi molto bene tu, significa anche riavvicinarci e riappropriarci del nostro territorio. O noi siamo in grado di produrre ricchezza per il nostro territorio o non serve niente la ricchezza che produciamo, perché se ne va soltanto da un'altra parte e non ci appartiene più. E quindi ricostituire, riimmaginare, rimettere al centro dei modelli e delle sperimentazioni cooperative è fondamentale, ma qui ne vedo tante nel nostro territorio. E questo è un altro degli sforzi che noi dobbiamo, e dei pensieri verso cui dobbiamo tendere. E ancora, mi sono accorto, io Presidente Grasso non so se la cosa si è evoluta in parte, non so in quanta parte, sono colpito, meravigliato di scoprire, secondo me lo sanno tutti, che ci sono una quantità enorme di ambientalisti,
diversa natura, adesso non so dire, secondo me Macron è un grande ambientalista, io la penso così, io perché sono un grande ambientalista, poi insomma magari non rinnovo sempre le teste delle associazioni ambientaliste, ecco. Ma ci sono una grande quantità di ambientalisti dentro la lista degli iperuguali, e questa è una speranza, una possibilità bellissima, perché il tema ambientale, guardate, è il tema vero, è il tema fondamentale, perché l'ambiente di tutti, guai a chi avvelena l'ambiente, guai a chi lo danneggia, guai a chi sottrae ricchezza all'ambiente, perché sottrae ricchezza a tutti noi, violenta tutti noi, quindi per noi il tema ambientale è un tema fondamentale, non è qualcosa di qualcun altro, è un tema necessario, fondamentale. E quindi sono molto contento che questo partito abbia così tanta attenzione e vi siano confluiti così tante persone dedicate alle lotte, diverse lotte per l'ambiente. Come ci state molte nel tuo intervento, non so se te ne sei accorto, se era voluto, ma in realtà c'è l'ambiente dietro. E l'ultima parola per l'esigenza professionale, ma anche perché ci credo tantissimo, la terra può ritornare ad essere un grandissimo strumento di lavoro buono per tantissimi giovani. Noi siamo una dimostrazione, una straordinaria elemento di forza economica, di vantaggio economico e di possibilità di ricostituire legame fra la città e la campagna, legame fra le persone e poi produrre cibo buono e cibo sano. Noi abbiamo bisogno di cibo sano, perché guardate, il cibo sano è la prima fonte di energia e di cura